Allora Giovanna, doppietta oggi per te, che sensazioni hai provato oggi? Bellissime, diciamo che fino all'inizio è stata una partita difficile, ce l'aspettavamo e sono entrata e sono riuscita a fare doppietta. Sono felice perché in primis questi gol vanno alla squadra e questa vittoria soprattutto perché diciamo che ce l'aspettavamo e che fosse una partita difficile e abbiamo lottato e l'abbiamo portata a casa. 15 giorni fa proprio ci hai detto ai microfoni voglio fare altri gol e che siano per la squadra, e così è successo. Sì, in primis vanno alla squadra sicuramente, dopo a me stessa, perché diciamo che già l'anno scorso avevo segnato poco e quindi ci tenevo a iniziare bene fin da quest'anno. Sono felice di aver fatto già 3 gol e voglio continuare così, insomma, e dare una mano alla squadra. Poi un pensiero sicuramente va anche alla nazionale e a Nazarena Grilli. Sì, diciamo che voglio dare alla mister un messaggio positivo, insomma, e quindi facendo gol spero che si faccia una buona idea e di farle una buona impressione. Soprattutto in partite così difficili. Appunto, e quindi con squadre più toste è importante dare il massimo e sono riuscita a dare il mio contributo alla squadra e niente, spero di continuare così. Con Alissa Padovan, ora Alissa, un esordio tu oggi qui al Barison, era la prima partita ufficiale in casa per quanto riguarda il Barison proprio, e hai giocato dal primo minuto. Sì, tanta emozione e sicuramente sono molto contenta, anche perché prima partita al Barison in casa. E sono felice perché è tutto un gruppo di ragazze bravissime, sia fuori che dentro il campo. Qualità ce n'è tantissima, nonostante oggi siamo state brave, nonostante l'assenza del capitano Francesca e di Natascia Piai e di Francesca Zanella. Siamo state brave a non mollare perché è stata una partita difficile rispetto alle altre, perché queste erano più aggressive e più fisicate. E siamo state brave a non mollare, ecco, e adesso dobbiamo continuare così perché così da qui in avanti ci saranno altre partite sicuramente uguali, se non più difficili, ecco. Parliamo proprio del match di oggi, dicevi di partita difficile, sì, primo tempo magari un po' noioso dagli spalti, sì. Però nella ripresa c'è stato un po' il sopravvento dell'Unterland, però poi è venuto fuori il Vittorio Veneto con il cambio di Coghetto. Sì, esatto, il cambio di Coghetto sicuramente ci ha influenzato tantissimo in modo positivo e il mister è stato bravo a cogliere il tempo giusto nel fare il cambio e continuiamo così, insomma. Allora mister, oggi è stato un pelo più difficile delle altre volte perché c'è stato un buon Unterland Damen davanti. Sì, come ho detto sento in ballo alle ragazze, non è che ogni partita diventa facile perché vinciamo 3-0 e oggi è stata una conferma. L'Unterland è una squadra fisica con voglia e con delle buone caratteristiche tecniche, quello che hanno messo in campo. Il primo tempo è stata veramente una partita difficile dove bisognava sbagliare poco. Il secondo tempo abbiamo alzato il baricentro, siamo entrati un po' più convinte rispetto al primo, abbiamo creato diverse occasioni di gol e penso che meritatamente abbiamo portato a casa i 3 punti. Ecco, per quanto riguarda il primo tempo hai cercato anche di trovare una soluzione lì davanti perché hai spostato più volte De Val, però non è successo quasi nulla praticamente. Poi nella ripresa hai indovinato il cambio di Coghetto e lì è cambiato tutto. Sì, abbiamo chiamato un modulo al 30° del primo tempo più o meno, quindi abbiamo giocato con la tomba vertice basso e siamo andati con le 2 punte centrali. Esternamente facevamo fatica ad andare sull'1 contro 1. La Lice viene da 2 anni di inattività, quindi ha fatto benissimo per voglia e per determinazione. E il secondo tempo siamo andate tutte quante più cattive, dopo la Jo è entrata immediatamente in partita con la cattiveria giusta e con la determinazione giusta, si è fatta trovare nel posto giusto al momento giusto, quindi brava la Jo. Diciamo che dal momento dell'entrata di Coghetto il gol, dopo è stato ovviamente per carità tutto più semplice, però c'è stata proprio una reazione diversa anche da parte del gruppo. Sì, magari bastava un episodio favorevole per darsi un attimino una svegliata e prendere quell'energia che manca per arrivare oltre l'ostacolo, e la Jo ce l'ha data e tutte quante gli sono andate dietro, quindi l'ultimo quarto d'ora non abbiamo praticamente rischiato niente e abbiamo creato anche un paio di occasioni importanti. Non è cambiato nulla neanche davanti, ha vinto anche l'Ariozzese, si va avanti così. Sì, noi guardiamo di fare bene il nostro, penso che finora lo stiamo facendo
bene, quindi guardiamo in casa nostra. Domenica andiamo a fare una trasferta lunga e difficile a Como, quindi adesso ci godiamo questa vittoria e dopo andiamo a Como per cercare di fare altri 3 punti. Allora, mister Trentini, cosa dire dell'Unterland oggi? Sicuramente ha fatto una gran bella partita. Sì, devo dar merito alle ragazze perché hanno fatto secondo me una grandissima partita. L'avevamo preparata in settimana e cercando di andare ad arginare il valore dell'avversario ci siamo riusciti benissimo per 70 minuti. Ritengo che il risultato sia un po' ingiusto per quello che si è visto sul campo, anche per le occasioni da gol create. Questo è il calcio e ci lecchiamo le ferite e ripartiamo probabilmente più forti di prima, insomma. Un primo tempo che ha visto un po' di noiosità dagli spalti, parliamo. Però poi nel secondo tempo, il prima mezz'ora, sicuramente ancora tanto Unterland, come hai detto, però negli ultimi 16 metri mancava qualcosa magari. Ma sì, allora diciamo che oggi il campo era molto pesante, quindi sicuramente non ha facilitato le due squadre per far vedere un bel calcio, insomma, quindi è stata più una partita a scacchi il primo tempo per cercare di studiare l'avversario, cercare di capire dove riuscire a passare, insomma. Entrambe le squadre sono state brave, ci siamo arginati bene, non abbiamo creato né uno né l'altro grandissime occasioni da gol. Secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina noi e siamo riusciti a arrivare in zona calda parecchie volte, infatti conto 3-4 occasioni potenzialmente da gol e dopo siamo stati puniti al primo tiro in porta e dopo il secondo è un po' un infortunio della difesa, ma comunque ripeto, io tiro fuori il lato positivo della prestazione perché credo che la squadra che abbiamo affrontato oggi come negli ultimi anni sia una delle candidate per vincere il campionato, quindi non posso che essere soddisfatto delle ragazze e della prestazione che hanno fatto e infatti le ringrazio per questo, insomma. Infatti proprio se guardiamo in sequenza le partite contro l'Unterland Damen sicuramente è cresciuta la squadra anche rispetto agli anni scorsi. Allora noi anni che ogni anno proviamo a inserire qualche tassello, non è facile da noi perché il bacino è molto ristretto, il Trentino Alto Adige purtroppo è molto grande come territorio, però vengono da lontano anche tante ragazze, quindi non è facile riuscire a far calcio da noi. Ripeto, noi stiamo lavorando anno dopo anno per toglierci delle soddisfazioni, credo che siamo arrivati a un buon livello, questo non vuol dire che dobbiamo fermarci, però sicuramente è un ottimo punto di partenza sul quale lavorare. Con Federica Turrini parliamo dell'Unterland oggi che ha fatto una buona partita fino al 70esimo, come dicevamo con mister Trentini, poi a Vittorio Veneto ha trovato il gol. Sì, secondo me le abbiamo un po' schiacciate, oggi siamo state brave, abbiamo lottato secondo me più di loro, le abbiamo messe in difficoltà costringendole a giocare a palle lunghe, adesso non so se è il loro gioco abituale, però secondo me non hanno costruito tanto oggi. Poi il campo, un po' la fatica e la grande corsa che abbiamo fatto all'inizio ci ha un po' penalizzate successivamente, hanno trovato il gol sull'unico tiro che hanno fatto, quindi sono state fortunate, noi un po' meno, però sono contenta della mia squadra e orgogliosa. Perché ha fatto veramente bene, lo diciamo anche noi dalla tribuna proprio. E poi il 2-0, vabbè, un colpo di sfortuna dietro. Sì, il 2-0 è stata una sfortuna, lì ormai diciamo erano quasi fatti i giochi. Fortuna loro, brave loro comunque perché alla fine il risultato parla sempre, però sono comunque orgogliosa della nostra prestazione. E come dicevamo col mister è un Unterland che è cresciuto anche negli ultimi anni sicuramente. Sì, abbiamo imparato a giocare di più a calcio secondo me negli anni, prima magari facevamo solo palle lunghe, adesso stiamo provando a imparare a giocare veramente a calcio. Siamo partiti un po' male quest'anno, ma non ci conoscevamo ancora bene, poi diciamo abbiamo trovato in una giocatrice una forza in più che ci portiamo ogni giorno in campo, per cui siamo in 12 e non più in 11. E infatti il tuo ricordo va sicuramente a Verena. Sì, sicuramente a Verena che resterà sempre con noi ogni partita. Poi un'altra cosa da dire sicuramente dicevamo proprio con il mister che sicuramente il primo tempo è stato un po' noioso magari, però il gioco l'ha costruito anche l'Unterland. Nel secondo tempo, come dicevamo prima, quei 30 minuti bene anche davanti perché avete avuto un paio di occasioni
e poi, come abbiamo detto, il gol del Vittorio Veneto. Comunque resta il fatto che rispetto ad inizio campionato siete cresciute tanto. Sì, sicuramente. Adesso sapevamo che questa comunque era una partita difficile, che loro puntano al campionato e ovviamente parti per vincere, ma partivamo più per cercare di rimarginarle e l'abbiamo fatto bene. Poi il gol ci ha fatto un po' crollare, però ok, siamo in fase di crescita e sono sicura che continueremo a crescere.